Saluti a tutti e bentornati a una puntata nuova di Recetas Anticas. Oggi siamo in Gaddura, siamo in su sarto di Terranova, di Olbia, e poi andai a questionare con Maria Antonietta Mazzone e dei Recetas Anticas suas. Non si da perdaisi. Saluti a tutti e bentornati a una puntata nuova di Recetas Anticas. Oggi si torna con Maria Antonietta Mazzone, appena cattata Maria Antonietta. Siamo sempre in Gaddura, su tempo cominciando a essere callenti, siamo in verano. E una sadì giusta poi si chiede cucinare pure. E ti fai oggi, Maria Antonietta? Noi facciamo una cosa che va bene ormai in tutta la Sardegna ed è in qualche modo ida come un simbolo saldo, che sa seada. Oramai singolare. Sì, sa seada. Seada, due seada, plurale. Este un papai pansardo, si fa in tutta la Sardegna. Sì, e si vuole fare in tanto il modo. In tutti i territori va da una seada chi è sa sua. Intanto Maria Antonietta, quali sono gli ingredienti di questa seada? Il principale è sempre la pasta violata, simula, azzica sale, sabba e zozzovolchino. In questo caso su vetrosimula e poi su casu, che è l'ingrediente principale. E una volta che abbiamo finito di preparare, la friamo, quindi pigliare il sozzo per la friere e poi sumere per la melare. Melesardo. Va bene. Gli ingredienti principali è su casu, e andavo a due ingolli Pietromere o in noi a Tretto de Terranova. Marco, de cantanos stai traballando in campagna e poi has deciso di traballare in questo luogo. Questo è un posto bellissimo. Tanto, in campagna vi so ormai da quando ho 17 anni. Ho comprato tanti acchi così per passione, perché mi hanno qui in campagna facevano pastori. Giorno dopo giorno ho sempre preso da questa vita, stavo in mezzo agli acchi, comunque in campagna, in altri trattori. E piano piano col tempo, diciamo, da una passione ho cercato di bucare il traballo, dai, diciamo così. E a sono 80 anni che sto coprendo, diciamo, a fare un po' di caju, ho tanti acchi da latte e sto comugnendo e prendo a spiattare un po' di caju. Ma poi tu quando fosti piccioccheddo, biasa, ma noi tu che vai da questo traballo e tanto ti piace da barrare in questo luogo, poi ti avrati tu, per esempio, babbo tu non ti hai fatto questo traballo? Questa è una bella domanda. Penso più di macchine, dai, però alla fine è io che chiamate di così, dai. È una cosa o che ti piace o non ti piace. Una vocazione, come ti sopreti, quello che anda da crisi, per me è più come uno stile di vita, non è un traballo. Vedi traballare per carità, tutti le idee, però è più uno stile di vita che andi a fare, ecco. E sta appunto fatta gli acchi, sta andando preparare appunto che sia un pezzo di terra, lavorarlo, seminarlo, asfalciare a feno. Vi sono tante cose da fare, ecco. Poi ovviamente è una cosa che smanna insieme a Ida, di così, dai. E quindi piano piano stiamo traballando, dai. È un traballo tostau, è una cosa, cioè, poi ti voglio vedere per schiattro gusto, già dico che è un traballo tostau. Ma poi secondo voi ci sono sempre per poche persone che traballano in Susarto, in Sardegna? Perché non è facile, è una vita bello sacrificata, sta qui tutti i giorni, gana, tempo malo, buono, tutti i giorni, mattina e sera, giustamente vi dà conto allo bestiame, ripeto, dipende che periodo è, vi dà conto pure ai terreni, a traballare, a seminare, a sfalciare feno. Giustamente pago vacanze, pago, no, chi sta tanto vivo perché siamo giovani come l'altro, quindi che io lo traballo ma io pure divertimento. E quindi diciamo non è una vita molto facile, però ripeto, uno lo fa più che altro per chi che va da retto, non lo fai per le dinamiche, ma ripeto per uno stile di vita, no? E ovviamente più sano, uno stile di vita più sano e lento. Di goderti appunto proprio le giornate così come oggi, sta qui, lo campo, lo sole, fatta le acque, comunque sia. Di conoscere me da picciocco dell'età di tua che fai il suo stesso traballo? Siamo sempre di manco, la realtà siamo sempre di manco perché, ripeto, non è facile.
perché a Vali, diciamo, per stare in campagna sei obbligato quasi quasi a fare, diciamo così, imprenditoria, ecco, perché se no non ti puoi campare di passione e basta, ecco. Prima giustamente era diverso perché le bucaglie lo mangiava, comunque sia lo sta bene a chisto, cioè. Ma secondo me invece, come sta andando sul mondo, le persone che vivono in campagna, secondo me, hanno campagna di Prus, fanno una vita prussana e secondo me tra 10 anni, per i Pruspagos, la gente ha da tornare in campagna. Speriamo perché... E tu a questo punto potresti continuare per i de Prus e mancare nara, se dopo 20 anni fa e poi già lavorare, ma posso godere su futuro del traballo Speriamo mio. perché l'aiuto ci serve in campagna, quindi che se le vale è meglio, però fra 10 anni andrà bello Mattesi e... Speriamo che sia così, anche perché le cose appunto arene, o dalla terra o dalla mare, non è che arena chissà da onde, quindi che se non fanno noi cioni, le cose stanno a parte. Sì. E quindi che... Mancai come ti stanno sul mondo, c'è il robot che lavorano in campagna. Questo non lo so, perché il robot penso che vio la persona, perché giustamente vio la macchina, l'aiuto diciamo meccanizzato, ma lo lavoro che faccia la persona è insostituibile, quindi che soprattutto è un lavoro dove è un rapporto sempre con, giustamente, esseri viventi, altri animali, quindi vio la persona per me. Poi ripeto, la macchina aiuta in certe cose. Sul lavoro che hai imparato vai su caso? Allora, tanto aspetta, ho imparato da mia nonna, ella era l'unica che lo faceva qui in casa, e alla fine così da stedito, la figliola di sempre, una cosa o un'altra, e ripeto, da tanti anni ho preso una decisione e ho detto, ascolta, io vi provo, non manco per impararlo. E da poi ho visto che comunque se mi piaceva, era una cosa che bella, alla fine che l'abbiamo sempre fatta in casa e quindi che continua diciamo la tradizione. Ecco. Tenis un sogno in particolare, un obiso che vuoi realizzare questa vita dopo, tu stai già vivendo su sogno tuo? No, magari io la salute e basta, il resto manda per così, alla fine mantenga, cioè, ci viviamo giorno dopo giorno, quindi che stiamo abbastanza bene, ecco, poi per carità, speriamo di ingrandirci, comunque sia, di fare altri investimenti, però la prima cosa è la salute, poi il resto gli diamo, dai, siamo qui, quindi che siamo giovani, aspettiamo un poco, dai. Tanto Maria Antonietta, sei pronto su? Potevo incarrerare? Sto pronto, vado una curiosità che tocca sempre di sottolineare. Questa pasta violata che la stata a riposare, quindi io l'ho preparata, il noce è pronta. Tocca da fare sempre in antisi. Tocca da preparare sempre in antisi, in maniera che possa riposare e la possiamo stripagliare mezzo su. Sanzu, come ti snausa seada, esti un papai pansardo, però una cosa che devo non ha mai più è super due semmini. Cadando. Taserbirine. Noi vediamo seada che possono essere fatte o solo che su caso che non dattero, che non neanche nuda, oppure vediamo che me da logo sono su limone, oppure su aranzo, che però limone e aranzo si accattano in noi, solo sono logo spianeggiante, se non bada, non che so nel limone né aranzo, e te si impittata o pedrosimula, oppure su menta, oppure che non nuda. Quindi noi in saida mia la paghiamo su sempre che in pedrosimula. Naredo, estero durci, nasciri commenta durci in sta tradizione. Sono dolce, chi però a me da piaga deve dell'umanicare che non ha sumele, quindi solo frisso e che non abbiamo nessuna lesura, che qualcuno addirittura abbiamo a zighetto di sale. Iniziando su, in Moises faendi. Come stiamo preparando? Due si sfoglia de pasta. E noi beviamo a zigo di ripieno. Non deve essere troppo grusta da biocasesi, insomma, traballenti da un pago. Oh, in moi. La prepariamo. Abbiamo nato che facciamo su una seata su pedrosimula, quindi su pedrosimula che è leato, pulito bene, leato tutto scantittoso, di che è un pedrosimula che sia modda, e lo prepariamo su segato a fine. Sa seada
da bene in ristoranti, in turisti. Ormai è diventato, esatto, sa seada è una cosa che non te l'hai tutto. Se tu ti mandi a una gallesia persone, viene fuori dalla Sardegna e te ischi della Sardegna, devi andare sicuramente a seada, si vuol chiedo, si è venuto in questa zona la suppa, in Ogliastra da narrare culurgiones, insomma. Sono questa tradizione serbi di si presentare Sì. Come ecco, l'abbiamo preparato, vedete, un po' di petrosimula e potremo spianare si sfoglia e fare sa seada e poi la friere. L'abbiamo già preparata, una sfoglia. Poi abbiamo fatto a zigheduzzo di farina, pago, che la veniamo usata a zigheddu, la facciamo fine. Facciamo pensare a questa possibilità. E come la differenza, per esempio, esatto, lo tipo di seada, in no che su caso è stato trattato, se no, quando viene dispiettato, come si narra, che non è che l'hanno cotto prima e poi va in una frommetta e l'appoggia. Invece in no che le diamo su un vago di caso, lui, clicchiamo dell'appiattire un vago e le diamo su sa fromma. Non abbiamo mai pensato a questa possibilità di mi dare in domo a Savini. No, questa deve essere. Per mangiare una seada vera, ona, tocca della fare in domo. Che in caso ono, che in una pasta ona, una pasta violata fatta in farina o simula che sia buona, possibilmente salda. È una cosa completamente diversa dalle cose che compriamo su un pago commerciale. Questa cosa che viene fatta prendere non sempre è assumenzo, insomma. Poi appoggiamo 7 sfoglie, aspetta, li finiamo a zigheddu. Ma in sa storia esiste di ora in sa tradizione da papà e sarda, sa seada? Questa è una cosa. Storia esiste? In si storia stannai calivunti si arrastu in sa storia quando nasci tu uscisi. Beh, ischire quando nasce, insomma, non è una cosa semplice, però ischiamo che già nel mondo latino, come si narra, facciano una sorta di cosa che si può assimizzare, noi poniamo casu, frisco e poi condito in sumele, quindi questo li schema. Poi noi che abbiamo questa frommetta che ti dà questa possibilità di fare una cosa, una bella vedere, insomma, oltre che una che da mangiare, ecco, una fromma di fiore. Ecco. Sta bella, brava. Oppure la facciamo semplice che sarà detta, come te la facciamo nonna nostra, se qui non hai come te schilinate il voi. Sasarretta. Sasarretta, ecco, sa che si farà con le scurgioni, e altre cose. Che si sia qua, questa 11 famiglia andai ad una e ognuno che suo disegno sopra e niente, tutto fatto a mano. Per esempio, scusate, nonna mia aveva fatta che non usoddu, cioè che non in aride antico, come si narra. Come ne facciamo su un'altra e magari la facciamo chissà. Chissà sarretta. La seada, la mussolissa, come da stauso. La seada con dusoina, io dico come teste. Ma pubblica come ci ha sposto tutto su Meli e sei un artista di Adero su lui, eh? Dai, come non mi commenti prima di essere artista? Questa doccia da facciamo da papà e tutto puro. Ecco. Ti vorrei fare il video e scommetti vila bene, vabbè. Ecco, proprio formaggio buonissimo. Guarda, va con buon lavoro, troppo buona di Aderuso. Sì? Poi sta pasta come ti davai è buona. Troppo buona. E su vedere simula si intende? Si intende di su frago puro, non si intende da domo ma si intende il me da noi, come ti do perisi.
Brava, mi piace a me. Grazie. Grazie. Tanto in moi, e ta cucinausu. E come cuciniamo un'altra cosa, però caduresa. Caduresa in moi. Sì. Facciamo i puligioni. Puligioni. Questo è un raviolo dolce all'unarrere, che però è il fatto di sabagna. Anda bene, iniziando sul moi si pone e coeuso i Sì. puligioni. Pietro, iniziando su. Oggi ho questionato in questa ricetta de casu e teneus una situazione per si appillo che tocca da diadero su coro de su chi vuole passare questa trasmissione a ricetta antica. Recetas antigas ho li allegati de territorio, de recetas de materia prima, cioè e in questo caso teneus un picciocco de Olbia, Marco Pes, chi non è della famiglia dei pastori, se mancai sa mannai, fu de Calangiano se fai da Savanedda. Quando ho imparato da Samannai ha deciso a Sassola di diventare baccargio. È una cosa interessante, poi si fa comprendere che per i giovani, come tornavo in questa puntata allegando del Baccasa, che questa cosa interessante che me da giovani funti tornando a questa terra, funti comprendendo su valori della vita sana, della vita buona, poi per noi questa cosa della longevità è cambiando un poco. Prima tutti i giornali, il telegiornale allegano questo sta arrivando a 110 anni, questo a 105, ma secondo me questa cosa importante non è sta arrivando a 105 e mancare se insuletto, meso ammartorao, meso castigato. L'importante è arrivare a 80 sano, che non spiegavo mai medicina, e poi fai con tutto tipo di vita con questa gente che è tornando in Susarto da di comprendere che questa vita sana, questa vita che ha sempre fatto questa Sardegna. Cioè noi non siamo ormai stati su ricco Ormeda e povero Ormeda, siamo sempre stati urbani. E secondo me in questo poco mente sta andando sul mondo, che tu pensi che in California e in parte dell'America ci sono pochissime persone scaricare dei dinai e tutto l'altro sono poveri. Da noi invece è differente. E questo crea a livello sociale un cambiamento. E per me è giusta questa cosa. Sono d'accordo. Però tu tanti pensi, a livello istituzionale forse si sformula che le istituzioni si pensano, non andano con questa cosa che ti sta andando quest'anno, no. Uno che non è figlio di Baccargiu, figlio di Pastori, figlio di Massaio, tieni più difficoltà, senza tu forse si serve un movimento per chi aggiuri. Secondo me poi a Savini queste istituzioni sono sempre cioè un vago indietro dei corsi che si prosainanti. Secondo me poi come sta andando sul mondo una persona mancai si inventa da una cosa da pone in internet e a rinascita a gattare soluzioni più veloce di questa burocrazia. Questa burocrazia è sempre 10 anni su monoliti, cioè si sta allegando ogni cosa, ogni manifestazione come sull'Unione Europea. L'Unione Europea fa di cose, ma funti già i beccias che vanno essendo come lei. E tanto secondo me nosaltros non pari di ma sta comunità a rinascita a fare un sacco di cose. Noi, quando si uniamo e siamo noi pari, a fare meno più cose di quello che fa mancare le istituzioni. Bollina casa obiazzo, certo. Questo andava bene. Sando su Maria Antonietta. Sasinau che de sta cucinai li puligioni, gli ingredienti principali in moi esti sarrescotto, che Pietro Mereu sta andando a piegare in pari con suo caso sempre noi accanto in suo sarto del Ranoa, però i altri ingredienti si califunti. Tanto, prima di tutto la pasta del vagare, simula, come sempre, sale e abba, non vado a nudartelo. Poi sul ripieno, un sul regotto, in noi cada a zigudeda, un ou, un limone e poi l'ingrediente tra virgolette segreto che è su zucchero. In caldura puligioni sono dolci. Va bene. Possiamo cominciare a fare? Sì, cominciamo. Tanto la pasta è l'appoggiavata, come diciamo sempre, la pasta deve essere riposata. Quando è riposato poi si trivaglia meno, quindi l'appoggiavata e come la possiamo allungare a zigo in su cannone e poi la passiamo in questa macchinetta. Senza una resu che esti uno papà gadduresu
lì puligioni, ma esti un culurgioni. Sì, dolci. quello che è il dulce, però non è solo in Caddura che lo fa che è dulce, ma da tanta altra vita si noi si fa che è dulce, sai noi no, sai noi sì, assolutamente no, però a me da logo si noi è fatto dulce, che innanzitutto è tuccaro ed è canto due nasche, che in questo gusto poi essere sui due preferiti, no? No, ma in Campidano pure. Campidano pure, sì, vero? Sì, In Campidano non rischio, però no, che in altra paesino al finale della zona del Tattari, di Pubonorva, isco che lo fa in dulcese. Addirittura una meda dulcese. Ah, meda addirittura. Questo no, non sono particolari. In un chilo di regotto bandano 2 cucciere di zucchero, quindi non è proprio dolcissimo, però insomma si va che di intendere. Senti, noi che ho questionato un po' di Gadduresu e su nomini dessa ricetta è proprio in Gadduresu, lì Puligioni. Sì. Questa trasmissione è tutto in sardo da fare uso, ma anche si può questionare un po' sul rapporto, questa relata tua con questa lingua sarda. Ma io sono nascita a fare del saldo, in domo mia si è sempre vai dato saldo e ancora oggi io che sa famiglia, sa amigos, che sa persone che io da sei da mia vediamo il saldo. E ti devo pure un'arre che viene di meda difficile si accatto una travessone e so già vai dentro il saldo che sa amica mia bonimus e so costretta a fare dare in italiano che questa persona magari il devora fuori stera non mi comprende e mi viene di difficile a mi girare a fare dare questa amica mia in italiano quindi proprio che sa lingua nostra noi spessamo il saldo noi chi fai sul pessamo l'italiano è stessa lingua che noi impariamo quando andiamo a scuola. Questa cosa mi dà ricordo su chi si fa in noi, poi lo faremo in domo pure con Iaia mia, proprio questa cosa, con questa proprio. Beh, ma nato che due, nonna tua ti poniata, come tu detto, al nonna sa girare sa rodetta della macchinetta proprio che si tisinare. Sì. Tanto, come condimus, noi ne paghiamo a zighetto che hanno stato tutto chi piace, come questa la. Questo è il rescotto di bacca, giusto? Commente? No, è de breve questo. No, e infatti di su colore che è Sì, su colore diverso. grogancio. Abbiamo segato un quantità e ne paghiamo a zighetto per lo assaggiare e di musi boschiasca. Questo il dulce non sono a tutto chi piace, come ti dicevo prima, no? Quando si nasce che non un gusto. Poi a barraccusso. A barraccusso, sì. Poi ha schistionato le musicalità. Sicuramente in Campidano, quando si va in straballo, si va a straballo, tradizionali, pure quando si sa adazzare a simbola, si canta a muttetto, si vistara a susadazzo, o quando si deve atreolare in Sargiola con i squadri si canta a smuttetto, e i squadri comprendono smuttetto. Questa cosa in noi, in Capesuso. In Caddura, su cante la musica sono in domissoro, più di canto non l'usiata, per esempio in questa zona mia, però in generale in tutta la Sardegna, tutta la salfatica viene sempre accompagnata da questa musica. Bisogna tenere che in Caddura viene la lingua meda musicale, meda dulce, no? Più di susale. Tanto come noi aggiungiamo su zucchero. Ah, addirittura su zucchero? Sì. Su zucchero e tutti gli ingredienti sempre a uovo, nareuso. Tanto, noi proprio oggi, in un chilo di regotto bianda da un uovo. Un uovo, a zigo di limone frattato, sa eda camolnato e 2 cucchiere di zucchero. Come sicuramente questo è più spago, invece di 2 cucchiere poniamo una pace cuccerino, se lo facciamo non me da dulce. Va bene. Ok. Poniamo su. Questo erano papà sempre de festas o fittiani? Sì, sempre. Tutte queste cose sono vago tripagliate, sono sempre comunque solmanicos che vanno alle festas. E da gatta si può vincere a me ristoranti, si può turistas, o è una cosa per uso del domo? Questa sono una cosa che va in un domo, però che ormai già che stanno in un ristorante.
oltre a salimba e a sa valorizzazione che siamo vedendo, insomma, di tante cose per questa cucina, vada una, si può dire, una primavera, un'era nuova, ecco. Che vada più attenzione. Prima tu andavi in una calesisia al ristorante, potevi accattare calesisia cosa, di calesisia a parte del suo mondo, no? Ma non accattavi una cosa sala. Invece come questa cosa uno va che scambiende. E va a me l'attenzione, ecco, io per esempio spesso mi accatto a lavorare con chi chef, chi cuoco, importante è fare una cucina eccezionale, però mancare della cucina salda noi schini meda. E quindi si vogliono informare, vogliono bischire, vogliono imparare, che poi mancare isso, essendo, insomma, prende grande competenza, basta poi pensare una e la trasformano, no? E quindi conoscono sia la sua tradizione, sia la sua possibilità di questa tradizione della poter cambiare in qualche cosa riguardo a questo tempo, se ha sul gusto o no, insomma, in modo particolare del sol giovane, no? Ma tu in sei una consulente pure, di cucina, fai sì. Beh, l'ho fatto spesso in diverse aziende. Come poniamo a zigudeda. Così non va troppo, andiamo sposto, però sa chieste. Che andiamo a zigudeda. In questa parte della ricetta antica, di questa trasmissione, vi uso un arroghigeddo del suo mondo della cucina gadurese, di questa parte della Sardegna. Arroghigeddo è nato? È una parte più ma la ricetta è punto di pruso o chi tu conosci, se no io conosco più la ricetta nostra, però sicuramente sono una femmina curiosa, che mi piace di conoscere, di ischire, mi piace di si può dire, proprio da studiare le cose che non sono nostre e di comprendere i tebadi diversi, perché si va in questo modo, i te cambia, come questo è sta zigu modde, e poniamo su a zigu de farina. E poi si fa poco su. Però essere a zigu de su regotto vi me da modde, poi fossi un ou in tre no che vi troppo, sa verità, però sono guasta, sempre. No, anzi sì. E questo, quando avevo picciocchietto già mi dà cosa. Questo di lo va a fare il nonna? A cugliera pure forse si può attaccare, scolorgioni si diventa mattucchetto su, manno su. Come lo scarrelziamo su? Si cracca bene, cracca bene. Facciamo in modo che sa bene tutta cantasaria. Ma quando riponi si canta un device, questo su punti 2 su 4. E noi, questo vedi, questa tecnica che impitaiamo mamma mia, a suo comienzo si va tutto a mano, poi hanno scoperto usare la violatrice e quindi si va imprese e tutto si sono adeguate a questa modernità. Eccoli qua. Lo ritagliamo questa rodetta, questa rodetta di mamma mia. E dona lavoro un pago di misura artistica, una rete. È vero. Comunque, questa rodetta dà proprio un'eleganza a pasta, no? Nel vero. Ma questo su tocca a funti pronto, su una rete, tocca come sono pronto? Come era intastato? La mussaba pronta, lo scochiamo e poi lo scondiamo su. Si può incondire in tanto il modo. Tanto, questa ricetta classica in cadura è o un sugo a musannare di pumatta fresca, bella, meda lo fa che ne viene chi cacciagione, chi petta, e come poi tu, questo più moderno, viene sul ristorante e vai, chi lo dà, chi ne zighetto di burro, e chi è in bianco, sì, e magari chi incalcate la cosettina, insomma, chi lo so, renda da licchitos. Noi ce lo facciamo il suo modo più semplice che beste, che ne zighe pumatta e a zigo dei casu e basta. Andà bene, iniziando su scoglio. Proviamo.
siamo. Se si arribausu? Accudidoso. Tastausu, insandusu? In cui ti io, che il zoide come, Has aggiunto pago pago de caso trattavo pure? Bilu che risagnangere. No, vabbè, dai. Ma mandato non avevo come te lo fai, se lo fai da dulce o normale? No, normali sì. Normale. Con un arrescotto. Tu si faccio lì. Peda. Bonus in meda. Si intende Si dei intendi sudulche. particolari in meda. No, ma bonus proprio, poi con bagno. Ma di sicuro in bianco puro con uno spettacolo di adesso. Brava Torra. Grazie. Intanto è usato cabau, non si dovrà usare. Saluti a tutti, si dovrà usare a un'altra puntata della Ricetta Santicasa, sempre con Maria Antonietta Mazzone, sempre in Gaddura, non si dà per daisi.